Entra nel vivo il trasloco della nuova sede per l'Agenzia delle Entrate di Chiavari. Da martedì 3 luglio saranno operativi i nuovi uffici allestiti nell'ala di Levante del nuovo Palazzo di Giustizia. Un'app per controllare gli orari dei bus sul cellulare è una delle richieste degli utenti della Fontanabuona d'ATP. L'azienda ha sottolineato la sostituzione di alcuni mezzi non più affidabili. Papa Francesco ai nuovi cardinali ai piedi degli altri per servire Cristo. Questo pomeriggio in Vaticano ha presieduto il concistoro ordinario pubblico dove ha creato 14 nuovi porporati. Nel Palazzo della Cittadella a Chiavari in diretta il restauro della cassa processionale con le tentazioni di Sant'Antonio Abate nel deserto. Il 14 luglio sarà ricollocata nella nicchia della Cattedrale di Chiavari. Grande festa al golf di Rapallo per l'Intermeeting Ligure del Panathlon International. In passerella grandi campioni della scherma con in testa Valentina Vezzali, oro olimpico del fioretto. Buonasera a tutti gentili telespettatori e benvenuti nei nostri studi. Entra nel vivo il trasloco degli uffici territoriali di Chiavari dell'Agenzia delle Entrate. Da domani pomeriggio e per i prossimi 3 giorni si completerà il trasferimento della nuova sede, ovvero l'ala di Levante del nuovo Palazzo di Giustizia. Martedì 3 luglio è prevista la riapertura al pubblico. I servizi, se non ci saranno problemi, non subiranno nessuna interruzione. Siamo andati a vedere i nuovi spazi. Il servizio lo vediamo insieme. Domani mattina siamo ancora operativi nella vecchia sede in Piazza dei Leonardi fino all'1. All'1 ci stacchiamo dalla rete, il server viene spostato e quindi ovviamente cominceranno tutte le operazioni nel nuovo stabile. Si trasferirà l'ultima parte di personale. Abbiamo 3 giorni per riuscire a organizzarci, mi auguro, nel miglior modo possibile e martedì 3 luglio ci auguriamo di essere pienamente operativi nella nuova sede. Sta entrando nella fase cruciale il trasloco della sede del Tigullio delle Agenzie delle Entrate. Da martedì 3 luglio i quasi 70 impiegati degli uffici territoriali di Chiavari non occuperanno più le stanze e gli sportelli del palazzo che sorge a ridosso della stazione ferroviaria, ma saranno operativi in quelli in via di allestimento nel nuovo Palazzo di Giustizia. I primi 4 piani dell'ala di Levante, di quella che doveva essere la sede del Tribunale di Chiavari, trovano così nuovi inquilini che vanno a raggiungere gli impiegati del giudice di pace, traslocati qui nell'ottobre del 2016. Il front office è allocato al primo piano e poi chiaramente solo fino al primo piano potrà accedere il pubblico. Negli altri 3 piani ci saranno appunto tutti gli addetti ai diversi servizi. Il piano terra viene destinato all'Agenzia Entrate e Riscossione, ex Equitalia, e all'Ufficio del Territorio, quindi parliamo di ex Catasto Conservatoria. Che però non arrivano subito con noi. Con che spirito i dipendenti stanno vivendo questo passaggio? Devo dire che ho avuto una grande collaborazione da parte di tutti i miei colleghi, senza la quale non sarebbe stato possibile fare tutto quello che è stato fatto. Tutti hanno capito che dovevano svolgere il loro ruolo attivamente, lo stanno facendo, lo fanno con coscienziosi e devo dire grazie a tutti quanti. Al pubblico invece che cosa chiedere in questo passaggio? Pazienza, tanta pazienza. Si è tenuto in comune a Moconesi il secondo incontro pubblico sul tema del servizio degli autobus in Valle Fontanabuona. A detta dei presenti è stato un confronto positivo con numerose richieste sul tavolo e qualche miglioramento già riscontrato rispetto alla prima assemblea pubblica dello scorso mese di aprile. Il punto nel servizio che segue. Una app per avere gli orari delle corriere sul telefono cellulare e per conoscere anticipi, ritardi e percorsi dei bus. È una delle richieste mosse dai partecipanti all'incontro di ieri sera a Moconesi. La soluzione allo studio, anche se pare di difficile attuazione per la disomogeneità della copertura di rete tra costa ed entroterra. Tuttavia, hanno spiegato i vertici di ATP, si sta già lavorando per l'avvio di una centrale operativa che migliori il livello di comunicazione nei confronti degli utenti.
Confronto disteso e costruttivo dunque tra pendolari, rappresentanti del comitato sui disservizi in valle e amministratori locali. Oltre alla app è stata chiesta la revisione degli orari, ad esempio sulla linea 15, la verifica di incongruenze tra gli orari del sito e quelli marcati sulle paline in strada, la possibilità che ci sia qualcuno che in mancanza di informazioni dalla rete possa rispondere al telefono e dare notizie corrette. Il vicepresidente di ATP Esercizio, Carlo Malerba, ha spiegato che per la Fontanabuona sono stati messi in servizio 2 nuovi mezzi Van Hool da 10,5 metri, che sostituiscono dei mezzi di tipo Lander immatricolati nel 2010 ma considerati poco affidabili. Roberto Rolandelli, direttore operativo, ha aggiunto che entro la fine dell'anno sarà cambiato il 30% del parco mezzi di ATP, facendo crollare l'età media dei bus attuali. Inoltre, ha ricordato, è stata introdotta una nuova corsa sulla direttrice Fontanabuona-Chiavari e 4 nella direzione opposta. In poche settimane sono state sostituite 4 delle 6 corriere contestate. Infine, ATP sta valutando anche l'estensione del servizio a chiamata per le frazioni. Buone notizie dunque per i cittadini che riconoscono un piccolo passo avanti del servizio, sebbene per un miglioramento decisivo occorrerà attendere il 2019. Tra le altre richieste mosse, quella dell'apertura di un interscambio all'altezza di Bargagli, sulla quale è in corso una richiesta ad ANAS, e un maggiore impegno nella lotta all'evasione. Su quest'ultimo punto, ATP ha precisato che i controlli sono già stati incrementati e che si sta sperimentando il sistema dei tornelli. Il Comune, sui disservizi in Val Fontanabuona e dintorni, attivo su Facebook, spiega che continuerà a collaborare con ATP, ad esempio nel censire le necessità degli studenti che viaggiano sul territorio coperto dall'azienda e invita a segnalare qualunque disagio di cui poi ATP sarà informata. E sarà ATP Esercizio a gestire il nuovo collegamento dal Tigullio occidentale per l'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Con il volo a bus i comuni di Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino saranno collegati direttamente con lo scalo genovese per un servizio giornaliero che sarà attivo nella fascia oraria in cui sono previsti arrivi e partenze. A bordo del mezzo funzionerà un sistema Wi-Fi, il servizio navetta prenderà per un periodo sperimentale di 2 mesi, dalla metà di luglio alla metà di settembre, fermate intermedie, paraggi, Santa Margherita Centro, Rapallo, San Michele di Pagana e Rapallo Stazione, dove potranno convergere le persone in arrivo dalle altre città della Riviera di Levante e dell'entroterra. Questo pomeriggio Papa Francesco ha creato nuovi 14 cardinali. Nella Basilica di San Pietro il Pontefice ha esortato a non cadere in gelosie, invidie, intrighi di palazzo, anche nelle curie ecclesiastiche, ma a rivolgere lo sguardo, le risorse, le aspettative, il cuore a ciò che conta, la missione verso i fratelli. Vediamo. L'unica autorità credibile è quella che nasce dal mettersi ai piedi degli altri per servire Cristo. Questa riflessione Papa Francesco affida ai 14 cardinali da lui creati questo pomeriggio in Basilica Vaticana in occasione del concistoro ordinario pubblico. Ai nuovi porporati, prendendo spunto dal brano evangelico di Marco in cui si spiega che il figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti, il pontefice si sofferma appunto sul concetto di autorità. Chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. E la beatitudine e il Magnificat che ogni giorno siamo chiamati a intonare. È l'invito che il Signore ci fa perché non dimentichiamo che l'autorità nella Chiesa cresce con questa capacità di promuovere la dignità dell'altro. In una basilica di San Pietro colorata dalla porpora dei paramenti dei cardinali e dai costumi tipici dei paesi di provenienza, il pontefice ha ripreso le parole dell'Evangelista su Gesù che in cammino verso Gerusalemme non trascura di precedere i suoi. Quando si dimentica la missione e perdiamo di vista il volto concreto dei fratelli, la nostra vita, ha spiegato il Papa, si rinchiude nella ricerca dei propri interessi e delle proprie sicurezze. E così cominciano a crescere il risentimento, la tristezza e il disgusto, venendo meno lo spazio per gli altri, per la comunità ecclesiale, per i poveri, per ascoltare la voce del Signore e finendo con l'inaridirsi. Chi vuole essere il primo, ha concluso il Papa ripetendo le parole del Signore, sarà schiavo di tutti. Questa è la più alta onorificenza che possiamo ottenere, la maggiore promozione che ci possa essere conferita. Servire Cristo nel popolo fedele di Dio, nell'affamato, nel dimenticato,
nel carcerato, nel malato, nel tossicodipendente, nell'abbandonato, in persone concrete con le loro storie e speranze, con le loro attese e delusioni, con le loro sofferenze e ferite. E vi ricordo che domani mattina, a partire dalle 9:30, in diretta dalla Basilica di San Pietro, in Vaticano, il Pontefice celebrerà la Santa Messa in onore della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Domani, 29 giugno, proprio ricorre la festa di Pietro e Paolo. Quindi 9:30, Basilica di San Pietro, diretta della Santa Messa del Pontefice. Non andrà quindi in onda la consueta Santa Messa dalla Cattedrale di Chiavari. E apriamo ora una finestra sull'Arcidiocesi di Genova. La linea va alla redazione del Cittadino per vedere gli appuntamenti più significativi che si sono svolti o che sono in programma nei prossimi giorni. La linea a Genova. Benvenuti nella redazione del Cittadino a Genova. Lo scorso 21 giugno all'Istituto Don Bosco di San Pier d'Arena si è svolta la giornata degli oratori estivi. Un'occasione di condivisione e di divertimento offerto dalle parrocchie della diocesi e un'attenzione alle esigenze delle famiglie una volta terminata la scuola. Tanti gli animatori e gli educatori che regalano il loro servizio per il bene dei ragazzi. A loro ha portato un ringraziamento speciale Monsignor Nicolò Anselmi, vescovo ausiliare. La giornata si è svolta tra momenti di gioco e di condivisione che hanno divertito tutti, con l'augurio che siano sempre di più le parrocchie che vogliono offrire questo servizio per tutte le famiglie. E domenica 24 giugno Genova ha celebrato solennemente il patrono San Giovanni Battista. Al mattino in San Lorenzo il cardinale Bagnasco ha presieduto la messa pontificale, preceduta dalla recita dell'ora terza. Nell'omelia l'arcivescovo ha ricordato la figura di San Giovanni, definendolo l'alba del mondo nuovo. E nel pomeriggio migliaia di fedeli si sono radunati davanti alla cattedrale per prendere parte alla processione che si è snodata lungo via San Lorenzo, decorata dai grandi Cristi delle confraternite, attraverso piazza Caricamento per arrivare al Porto Antico. Qui, come ogni anno, l'arcivescovo ha mostrato ai fedeli l'urna con le ceneri del Battista e da qui ha benedetto il mare, il porto e Genova. La processione si è poi snodata nuovamente lungo via San Lorenzo per concludersi in cattedrale. Nell'omelia il cardinale ha ricordato che Genova ha il vanto di custodire le ceneri di San Giovanni Battista e ha dunque la responsabilità di ispirarsi a lui. E al termine della celebrazione il cardinale Bagnasco ha dato appuntamento a domenica 21 ottobre 2018 per la conclusione dell'anno del Giubileo della Cattedrale in occasione dei 900 anni della sua consacrazione. Bene, questa era l'ultima notizia. Un caro saluto da Genova, la linea può tornare a Chiavari. Arrivederci. Grazie, riprendiamo la linea. Un laboratorio di restauro aperto al pubblico, quello allestito al piano terra dell'ex Palazzo di Giustizia di Chiavari. Questa mattina gli appassionati hanno potuto assistere in diretta al lavoro dei restauratori che stanno lavorando sugli elementi statuari che compongono la cassa con le tentazioni di Sant'Antonio Abate nel deserto. Un'opera realizzata nei primi anni del Settecento da Anton Maria Maragliano e che verrà poi ricollocata nella nicchia di destra della cattedrale di Chiavari. Il laboratorio sarà aperto il giovedì mattina dalle 10 alle 13 e il sabato dalle 10 alle 17. Noi siamo andati a curiosare, vediamo. Stiamo facendo il restauro delle casse processionali della cattedrale di Chiavari. Questa che vedete è la seconda cassa che stiamo portando al termine, che riconsegneremo il 13 luglio. È la cassa di Sant'Antonio Abate e quindi qui la cittadinanza potrà nei giorni indicati di apertura al pubblico ammirare da vicino i pezzi della composizione, che altrimenti saranno ricollocati a più di 2,5 metri di altezza, che quindi saranno meno apprezzabili dal punto di vista dei particolari. Fino a quanto c'è tempo per vedere da vicino queste opere? L'ultimo giorno è giovedì 12 luglio, perché poi appunto il 13 ricollochiamo. Saremo aperti tutti sia sabato 30 giugno sia sabato 7 luglio, dalle 10 alle 17. Vi vedremo quindi all'opera, con quali strumenti, che cosa farete nel dettaglio? Allora, in questo ultimo periodo stiamo facendo il ritocco pittorico, quindi gli strumenti di questa fase sono semplicemente il pennello, i colori e il solvente per diluire i pigmenti.
Che opere sono? Sono appunto di Anton Maria Malagliano, la cassa di Sant'Antonio Abate del 1720, era stata realizzata per la confraternita di Sant'Antonio Abate, quindi nell'oratorio di Sant'Antonio qui di Chiavari, soppresso poi nel 1799, partecipa nel 1799 dalle soppressioni napoleoniche, e sono tutte realizzate in legno policromo e dorato. L'essenza linea maggiormente utilizzata è il legno di tiglio, e poi abbiamo anche un po' di pioppo e per le parti più, diciamo, povere, come ad esempio la base sotto il fuoco, ha usato invece della conifera, e le casse processionali proprio vere e proprie che sono in cattedrale sono in legno di noce. È stato allestito anche un percorso che racconta in pannelli quello che è stato fatto e che si sta facendo. Sì, tutto questo grazie all'alternanza scuola-lavoro con il liceo Luzzati, con le classi quarte e quinte, e grazie alla professoressa Parodi. E hanno preparato dei bei pannelli didattici in cui si racconta sia la storia delle due casse sia le varie fasi del restauro. Il consigliere di Riprenditi Sestri, Marco Conti, ha presentato un'istanza al Comune per sapere quali controlli o iniziative sono state intraprese in tema di contrasto al gioco d'azzardo. Secondo Conti, l'adesione della Giunta al manifesto dei sindaci per la legalità è contraddittoria. Per anni, spiega, il Comune ha permesso alle due sale scommesse di Via Nazionale e di Via Unione Sovietica di operare nonostante il palese violazione sulla distanza minima prevista dalla normativa regionale, cioè 300 metri da luoghi sensibili. Una nel frattempo ha cessato la propria attività, ma la seconda continua ad essere aperta. La questione, conclude Conti, è stata oggetto anche di un'interrogazione parlamentare da parte di Alberto Zolezzi del Movimento 5 Stelle. Scatta a Lavagna la videosorveglianza verde. Super Eco, la ditta affidataria dell'appalto di gestione dei rifiuti urbani, sta predisponendo l'installazione di fototrappole mobili per individuare e conseguentemente sanzionare chi abbandona o conferisce i rifiuti in maniera scorretta. I dispositivi saranno inizialmente 3 per poi essere raddoppiati. Si alimentano autonomamente a batterie e sarà quindi possibile spostarli facilmente nelle aree della città ritenute via via più bisognose di sorveglianza. Dotate di un sensore di movimento, si azionano giorno e notte al passaggio di una persona o di un veicolo, scattando foto che vengono salvate nella scheda di memoria contenuta al loro interno. Le immagini saranno poi scaricate e visionate ai fini di individuare eventuali comportamenti difformi dall'ordinanza in vigore sui rifiuti. Ennesimo sgombero in Colmata Mare a Chiavari. Questa mattina la Polizia Municipale insieme agli operai del Comune hanno eseguito la nuova ordinanza del sindaco, rimuovendo le strutture di fortuna e abbandonando gli occupanti abusivi, persone senza fissa dimora. La decisione è stata presa dopo le nuove segnalazioni pervenute dai cittadini e del comando della Polizia locale. L'occupazione dell'area è avvenuta attraverso alcuni varchi effettuati tagliando e forzando la recinzione. Sul posto erano presenti rifiuti di ogni genere, tende da campeggio, materassi, resti di fuochi destinati alla cottura dei cibi. Chiavari, ordinanza del sindaco in vista della fiera del 2 di luglio, dalle 20 di domenica primo e fino al termine della manifestazione ci saranno divieti e limitazioni sulla circolazione veicolare e sulla sosta nel centro abitato. Le bancarelle coinvolgeranno via Nino Bixio, piazza Roma, Corso Garibaldi, piazza Matteotti, piazza della Torre, via Rivarola, via del Pino, via Gagliardo, via dei Casaretto e largo Giannini. Inoltre dal 4 luglio al 31 agosto sarà vietato l'accesso ad ogni categoria di veicoli, eccetto i velocipedi, in via Raggio nel tratto a levante di via delle Vecchie Mura e via Ravaschieri. L'ordinanza sarà in vigore dalle 18 sino alle 2 del mattino del giorno successivo. Potranno transitare i residenti. In occasione del mercatino dell'antiquariato la chiusura sarà posticipata alle ore 18:30. E ora spazio all'economia. Oggi parliamo della detrazione delle spese per le famiglie che sostengono per l'assistenza di familiari non autosufficienti, anche non fiscalmente a carico. I dettagli nella scheda della settimana. La sigla.
La detrazione delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale spetta, nella misura del 19% e su una spesa massima di 2.100 euro, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro. Nel limite di reddito deve essere compreso quello dei fabbricati, assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che necessitano di sorveglianza continuativa o che non sono in grado di svolgere almeno una delle seguenti attività: assunzione di alimenti, espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, deambulazione o indossare gli indumenti. Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia certificata a livello medico, non può essere quindi riferito ai bambini se il fenomeno non si ricollega all'esistenza di malattie. La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all'assistenza. La detrazione spetta per spese sostenute per i familiari anche non fiscalmente a carico. La detrazione spetta per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, come le cosiddette badanti, in caso proprio o di uno o più familiari, anche se non fiscalmente a carico del contribuente. E spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da una casa di cura o di riposo, una cooperativa di servizi, un'agenzia interinale. La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. La detrazione non spetta per le spese sostenute per i lavoratori domestici, come le colf, che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all'assistenza personale, e per la spesa relativa ai contributi previdenziali che sono deducibili dal reddito. Bene, torniamo in studio. La richiesta per ottenere il voucher dedicato alle neomamme per il pagamento delle rette degli asili nido pubblici o privati convenzionati va presentata al Comune di residenza che fa da tramite sul territorio. A spiegarlo è il consigliere regionale della Lega Nord Alessandro Puggioni, dopo che la Regione in marzo ha stanziato per questo servizio 5 milioni di euro. L'importo è di 200 euro al mese per chi ha un ISEE inferiore ai 10.000 euro e di 100 euro al mese per chi supera la soglia dei 10.000 euro. Le risorse non andranno direttamente alle neomamme ma saranno assegnate ai comuni capofila del distretto sociosanitario e da loro distribuite agli asili nido in base alla validità delle richieste ricevute. Anche nel Tigullio, si raccomanda a Puggioni, gli enti locali hanno il compito di fornire il modulo di richiesta che peraltro deve essere scaricabile anche dai singoli siti web dei comuni. Trascorre un'estate all'insegna del divertimento, il sogno di molti. La proposta del centro estivo L'Isola del Tesoro è quella di giornate al mare o in piscina, spettacoli con artisti di strada, attività motorie, animazioni, giochi di gruppo, attività manuali, grafiche, teatrali, musicali e anche purtroppo, per fortuna, svolgimento dei compiti delle vacanze. Ogni bambino che rientri nella fascia d'età tra i 3 e i 14 anni di qualunque scuola e città può iscriversi a questa iniziativa con sede alla scuola materna di Santa Caterina nel comune di Gattorna. Le famiglie possono prenotare telefonicamente, scegliere il periodo ottimale, chiedere informazioni e iscrivere i propri figli. Il pranzo sarà compreso per chi ha piacere di frequentare il centro dal 2 al 31 di luglio, mentre dal 1 al 17 agosto sarà a carico delle famiglie. Tutti gli iscritti trascorreranno da lunedì al venerdì, orario 7:30-16, giornate di puro divertimento. Manifestazione antifascista sabato 30 giugno a Genova, appuntamento alle 17 dalla stazione marittima, poi alle 17:30 prenderà il via il corteo verso Piazza dei Ferrari dove dalle 20 si terranno i vari comizi. All'iniziativa parteciperà anche la CGIL Tigullio Golfo Paradiso che organizza il trasporto gratuito in pullman degli aderenti. Partenza sarà alle 16 da Piazza Nostra Signora dell'Orto davanti alle poste a Chiavari. Da Genova si ripartirà alle 21:30. Chi desidera può prenotarsi al numero 0185 18 71 51 oppure recandosi nelle sedi locali della CGIL. E ora, come di consueto, la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Può partire la sigla. Appuntamenti in agenda per venerdì 29 giugno. Alle 10:30 nella sala di rappresentanza Liguri nel Mondo, in via Fieschi a Genova, si svolge l'incontro sul tema tutela volontaria di minori stranieri non accompagnati. Sarà tracciato un bilancio dell'applicazione della legge 47 del 2017. Nella sala della Torre Civica di via della Cittadella a Chiavari, presentazione del libro Sebben che siamo donne, resistenza femminile nella quarta zona operativa tra La Spezia e Lunigiana di Giorgio Pagano e Maria Cristina Mirabello. Il testo fornisce
fornisce una documentazione dettagliata per comprendere il fenomeno della resistenza al femminile. Si inizia alle 17. Conferenza di Massimo Recalcati a Villa Tiguglio di Rapallo. Lo psicoanalista a partire dalle 18 terrà una conferenza sul tema contro il sacrificio, orientare la vita al desiderio. Taglio del nastro per la mostra di Michele De Luca, Soglie di luce, allestita nella sede dell'Associazione Culturale Primo Piano di Corso Garibaldi a Chiavari. Per tutta la serata sarà presente l'autore. Il centro storico di Chiavari ospita la 14ª edizione della marcia Percorrendo il centro storico dell'Associazione Tiguglio Running, il via alle 20:30. Alle 21 a Carasco, sul palco allestito nei giardini di Via Piani, la compagnia Quelli della Votta porterà in scena la commedia Vedove di bella presenza. Nella sala Agave dell'ex convento dell'Annunziata di Seste Levante, a partire dalle 21 verrà portato in scena lo spettacolo 50 di Luciana Lanzarotti con Eleonora Bombino e la regia di Marco Zanutto. Migrazioni e corridoi umanitari, il tema dell'incontro in programma alle 21:15 nella Basilica di Santa Maria di Nazareth a Seste Levante, previsti interventi e testimonianze a cura della comunità di Sant'Egidio. Infine, primo concerto della rassegna Donna in Jazz a Santa Margherita Ligure. In piazza Caprera, a partire dalle 21:30 si esibiranno i Casceira Projects insieme al pianista Massimo Colombo. Il Golf Club di Rapallo ha ospitato per il terzo anno consecutivo l'Intermeeting Ligure del Panathlon International, un'occasione di festa per condividere risultati e aspettative dello sport in Liguria. Quest'anno in particolare erano presenti i grandi campioni della scherma, tra i quali la plurimedaglia d'oro del fioretto italiano Valentina Vezzali. Le interviste. Questa sera è un po' la fase, cioè una serata finale delle varie riunioni durante l'anno, no? Certo, questa sera è il cosiddetto intermeeting delle società liguri, diciamo è il raduno di tutte le società liguri, e tanto per chiudere l'anno sportivo precedente e ricordare tutti gli sportivi che abbiamo in Liguria. Per nostra fortuna ne abbiamo moltissimi, e in più ci facciamo portare un manforte anche a livello Marche quest'anno, anche l'anno scorso a livello Marche devo dire. Comunque si vede che come regione le Marche danno un ottimo contributo allo sport italiano. La palla è davvero un piccolo gioiellino, è bellissima, sono rimasta piacevolmente colpita e c'è una realtà schermistica non indifferente. Benedetta Durando credo che rappresenti il simbolo della scherma di questa città, e ricordiamo che comunque la Liguria è un posto felice per la scherma, perché abbiamo una medaglia mondiale vinta a Verona, e non è a livello giovanile e non è facile, di spada non di fioretto, e poi a Genova c'è anche la sciabola, quindi qui in Liguria si pratica la scherma a 360 gradi. Ecco, la scherma in Italia oggi? Chiavari, Rapallo, Genova sono delle realtà molto importanti nelle quali investire. Io mi auguro che le amministrazioni comunali tengano ben presente di quello che serve, e quindi dell'impiantistica sportiva, perché senza la struttura di base non si può fare assolutamente nulla. Dal punto di vista magistrale abbiamo degli ottimi tecnici, la scherma non sbaglia mai nelle occasioni importanti. Non a caso è la disciplina che ha regalato più medaglie d'oro allo sport italiano, che sta benissimo, continua a vincere, siamo reduci dagli europei, abbiamo vinto tantissime medaglie, e quindi bisogna rimboccarsi le maniche e fare tanto. Le interviste realizzate in occasione della serata dell'Intermeeting Panathlon saranno proposte in una delle prossime puntate della rubrica Si può dare di più. Hanno preso il via nella piscina del Parco del Cottonificio di Lavagna le gare delle semifinali nazionali del campionato Under 20 maschile di pallanuoto. Ottimo l'esordio dei giovani atleti del Lavagna 90 che hanno sconfitto l'Acqua Chiara Napoli 12-9. Una partita combattuta fino all'ultimo, ma condotta sempre in vantaggio dai padroni di casa, che si assicurano così i primi 3 punti. Le gare proseguiranno domani al mattino e al pomeriggio e i vincitori del girone accederanno quindi alle fasi nazionali. Una notizia di asfaltatura prima di chiudere. Per consentire i lavori di asfaltatura eseguiti per conto di Enel sono stati attivati sino al 13 luglio su 2 strade situate nei comuni di Lumarza e Bargagli dei sensi unici alternati regolati da
movieri a tratti saltuari. Il provvedimento sarà in vigore da lunedì a venerdì, orario dalle 8 alle 12.30 e dalle 13 alle 19. I tratti interessati lungo la provinciale 225 della Fontanabuona tra il chilometro 30,2 e 30,4 e sulla provinciale 82 di Sant'Alberto di Bargagli a partire dalla località Campi per circa 150 metri in direzione dei Monti. Questa era l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione domani 12.45 TG13. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro una buona serata, arrivederci.